Amici di Veneto Agricoltura Channel, benvenuti anche a questo nuovo incontro che oggi è incentrato, ecco, approfondirà il tema dell'innovazione in agricoltura. Lo facciamo con uno dei centri più importanti in Italia di studi da questo punto di vista, che è Nomisma, famosissima appunto realtà di ricerca che ha sede a Bologna e in particolare corresponsabile, quindi con la persona più indicata del settore dell'area agroalimentare, quindi della Dinomisma, che è il dottor Denis Pantini. Conosco molto bene Denis, quindi ci sarà un po' di confidenza, vi chiedo anche scusa in questo senso e ci daremo del tu. Allora, benvenuto Denis Pantini. Ecco, voi avete proprio recentemente affrontato questo tema dell'innovazione in agricoltura, però entriamo subito col tema in cronaca. Ecco, l'avete visto anche dal punto di vista del Covid? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Abbiamo analizzato il tema dell'innovazione partendo anche da quelli che sono stati gli effetti della pandemia, quello sì, anche se va detto che oggi l'innovazione in agricoltura deve essere considerata in un trend di più lungo periodo, cioè di tutte le sfide che attendono il settore di qui ad esempio al 2050. Ecco, da questo punto di vista la FAO stima appunto che nel 2050 la popolazione raggiungerà quasi 10 miliardi di persone su tutto il globo, e questo incremento richiederà un aumento della produzione di cibo del 60-70%. Ciò, quindi questo scenario, è aggravato dal cambiamento climatico. In 40 anni è triplicato il numero dei disastri naturali, lo vediamo quotidianamente anche noi tutti, e dalla crescente scarsità di terra. Ecco, come si affronta questo problema? Questi numeri che tu stavi citando, a molti possono sembrare quasi fantascienza, ma in realtà ci toccano da vicino perché l'Italia è proprio uno di quei paesi che soffre maggiormente gli effetti del cambiamento climatico. E allora se dobbiamo raggiungere degli obiettivi così importanti dal punto di vista della produzione, dobbiamo trovare ovviamente una leva strategica che non può essere che l'innovazione e la tecnologia a darci una mano. Ecco, e allora normalmente tecnologia, lo vediamo adesso con la questione dei vaccini contro il Covid. Tecnologia vuol dire anche soldi, quindi vuol dire sì, testa, ma anche soldi. Nel 2019 la Comunità Europea ha varato il Green Deal, che dovrebbe portare l'Unione Europea appunto entro il 2050 alla neutralità climatica, zero emissioni nette di gas a effetto serra. Due sono le strategie individuate: la From Farm to Fork e la Biodiversity. Quali i loro obiettivi e soprattutto se riusciranno a risolvere i nostri problemi? Va detto che si tratta al momento di comunicazioni che dovranno comunque poi portare a un testo legislativo, però è vero che gli obiettivi che queste comunicazioni indicano sono molto ambiziosi perché per arrivare alla neutralità climatica chiedono agli agricoltori ad esempio di ridurre del 50% gli agrofarmaci, del 30% i fertilizzanti, il 50% gli antibiotici per l'allevamento, quindi e di portare ad esempio anche le superfici biologiche al 25%. Questo vuol dire che fondamentalmente dovremo essere pronti a produrre di meno, comunque a produrre con minori strumenti di difesa, il che va un po' in contrasto a quei numeri invece che tu citavi prima sulla questione dell'aumento della popolazione mondiale. E ripeto, sono temi che ci toccano anche noi da vicino, non è una questione che riguarda solo i paesi più industrializzati o addirittura dell'America del Sud, dove sappiamo che l'agricoltura viene fatta su superfici molto più ampie. E qui appunto l'innovazione ci può dare una mano, perché l'agricoltura di precisione, ad esempio, è uno strumento utile per raggiungere assieme competitività e sostenibilità. Ecco, abbiamo citato l'agricoltura di precisione. Come si fa a portare allora l'individuazione dell'innovazione alla quotidianità del nostro amico imprenditore agricolo? Beh, diciamo che occorre anche fare formazione e informazione, perché oggi gli agricoltori hanno molte più disponibilità di essere informati rispetto al passato, e quindi capire bene anche quali sono gli impatti che questa nuova tecnologia porta è di fondamentale importanza. E poi c'è l'altro aspetto, che non bisogna convincere solo gli agricoltori, bisogna convincere anche i consumatori, perché purtroppo c'è una sorta di pregiudizio diffuso che vede tutto ciò che deriva dall'agricoltura innovativa come qualcosa non di buono, mentre quello che è legato alla vecchia agricoltura, quella che oggi poi praticamente non esiste neanche più, è invece di alta qualità.
aiutare e informare maggiormente il consumatore sul fatto che non è assolutamente così, poi apre anche spazi di diffusione della tecnologia e dell'innovazione anche presso le imprese agricole. Quindi dobbiamo imparare a spendere in divulgazione agricola, ma anche in comunicazione, pubblicità, informazione nei confronti del consumatore, che è scaltro ma non abbastanza. Assolutamente sì. Un'indagine che abbiamo fatto proprio in occasione del nostro ultimo forum AgriFood Monitor ha dimostrato come chiedendo al consumatore se è favorevole alla diffusione di certe tecnologie in agricoltura, dai robot di mungitura a piante o ottenute da sementi certificate o attraverso selezione genetica, a una prima risposta, diciamo, chi era favorevole era una percentuale molto bassa. Nel momento in cui abbiamo spiegato a cosa servivano queste innovazioni, cioè non solo a fare una produzione di qualità più elevata, ma anche a far star meglio l'animale o addirittura a richiedere il minor utilizzo di agrofarmaci, allora questa percentuale di persone favorevoli ad acquistare o a vedere la diffusione di queste tecnologie in agricoltura è notevolmente aumentata. Quindi quello che noi ci teniamo a sottolineare è proprio questa maggiore o miglior comunicazione rivolta anche al consumatore per evitare delle forme di pregiudizio che oggi non hanno più senso di esistere. Denis Pantini, per chiudere la domanda del secolo, sarà l'agricoltura e l'agroalimentare le aree che ci aiuteranno ad uscire dalla crisi pandemica? Beh, diciamo che già in parte ci hanno aiutato, perché se andiamo a vedere quello che è accaduto nell'anno appena trascorso, il settore agricolo e alimentare è quello che ha resistito meglio e che ci ha anche aiutato poi a sopravvivere durante il lockdown, garantendoci sempre la fornitura dei prodotti. Io credo che l'agricoltura, il settore primario, ma anche la filiera collegata, quindi l'industria alimentare, saranno sicuramente settori che anche nei prossimi anni ci aiuteranno a uscire meglio dalla pandemia e porteranno un ulteriore sviluppo a tutto il paese. Grazie allora a Denis Pantini, responsabile agroalimentare della prestigiosissima realtà di Nomisma. A lui una buona giornata, a voi l'appuntamento è con il prossimo nostro incontro. Arrivederci.